reddito. Quando è che mi ridà lo Stato quei soldi? Certo, no, chiarissimo. Ed è un 21-22%, per cui le tasse, a me piacerebbe, ho già chiesto con una mail a Marcato, di fare una tabellina, tanto perché la gente capisca cosa vuol dire evasore o non evasore, o con quante tasse si pagano, per essere chiari, capisce, solamente per questo, e vedere, perché forse mi sono sbagliato io con il mio commercialista e mio figlio, e sono 15 giorni che andiamo avanti a conti. Facendo di no Marcato, quindi forse non si è sbagliato. Purtroppo no. Capisci? Io dico, certo. fate proprio una tabellina con la lavagna, con un commercialista di un'impresa media piccola, non parlo, certo. E vedete cosa viene fuori pagando tutto, Una tragedia. Grazie del suo intervento. Sartor, cosa ne dice in questa situazione che si stanno appalesando? Quindi non c'è nessuna convenienza a continuare a intraprendere un'attività, è bruttissimo questo. Premesso che appunto la pressione fiscale è vicina al 50%, ma secondo me anche superiore, per certi casi sì, dovrebbe permetterci in termini di servizi di essere serviti col cappuccino e con la brioche a letto, invece questo non è così. Evidentemente c'è una larga fascia di sommerso e di evasione che non voglio stare qui a discutere se sia a nord o a sud, comunque colpisce tutti. Dall'altra parte diciamo che c'è uno Stato che sta a munto la mucca fino ad ucciderla perché non gli sta dando più da mangiare. Quindi una situazione del genere è diventata intollerabile in un momento di crisi come questa. È giusto pensare a recuperare questa fascia di evasione, però è giusto anche incentivare il cittadino finale che si paga tutta la percentuale dell'IVA, incentivare appunto a richiedere gli scontrini, certo, magari pensando a qualche forma di detrazione. Dall'altra parte abbiamo uno Stato che sperpera in maniera indecente le risorse, quelle poche risorse che appunto le imprese riescono ancora a produrre per poco. Se noi pensiamo che ad esempio i partiti con i rimborsi elettorali, che loro chiamano rimborsi, si attribuiscono dei soldi in maniera arbitraria. Nel 2001 ad esempio hanno incassato 10 volte quello che è stata la spesa, nel 2008 6 o 7 volte, adesso non ricordo, mangiandosi 2 miliardi e 700 milioni di euro dal 1994 a oggi in rimborsi elettorali. È chiaro che questo contribuisce, questo atteggiamento, a far saltare anche tutte le regole, visto che comunque le regole non vengono rispettate a tutte le latitudini. È chiaro che anche il contribuente bastonato cerca di salvare la pelle in qualche maniera e magari di salvare la propria azienda, perché comunque l'azienda dà da lavorare ad altre persone. È tutto un giro che si alimenta male, è uno Stato che è come un mostro che divora risorse senza rendere appunto i servizi che ci meriteremmo. Assolutamente, grazie del suo intervento. C'è una telefonata, pronto? Sì.